Bologna, benvenuti nel mio frantoio. Questo è il frantoio Rubino. Seguiteci fino alla fine del video per una gustosissima sorpresa. Vi descrivo come avviene la lavorazione delle olive, dal primo passaggio che arriva in frantoio, lo stoccaggio in queste ceste chiamate bins, e subito dopo da qui passeremo alla fase di pesatura. Questa è la fase della pesatura. Dalla pesatura delle olive passiamo alla fase di deramifogliazione, dove le olive vengono ripulite da tutta la parte secca, quindi foglie e rami. Da qui passeremo alla deramifogliazione. Questa macchina pulirà le olive, toglierà il secco, quindi sia rami che foglie. Dalla deramifogliazione passiamo alla fase di lavaggio. Qui siamo nella fase di lavaggio, qui vediamo le olive lavate e asciugate che vanno nella fase di frangitura. Asciugatura delle olive è una delle fasi più importanti della frangitura. Dalla frangitura arriviamo subito alla fase di gramolazione. Le olive vengono gramolate in queste vasche per un tempo determinato in base alla tipologia di olive. E qua siamo nella fase di gramolazione, un'altra fase molto importante, dove le olive vanno in queste vasche e qui vengono gramolate per un tempo determinato, e da qui inizia la vera e propria estrazione dell'olio. A prodotto ottenuto si intende raggiunto l'aspo. Passiamo alla fase di estrazione centrifuga e dove otterremo subito acqua di vegetazione, olio ancora grezzo, quindi questo mosto oleoso, e qui andiamo al decanter, che è un estrattore, e qui avviene l'estrazione dell'olio, che già possiamo vedere. Passerà all'ultima fase, che è il separatore, diciamo che è un chiarificatore, una centrifuga che chiarificherà quest'olio, e avremo l'olio già pronto per essere degustato. E questa è l'ultima fase, è la fase di separazione, di chiarificazione dell'olio, e qui avremo l'olio già chiarificato, pronto per essere degustato. E abbiamo visto in questo video tutte le fasi, ma quando nasce questo frantoio? Il frantoio nasce nel 1948 per volontà, diciamo, del mio bisnonno. Ma la nostra soddisfazione è vedere il prodotto finito, perché è un lavoro che facciamo principalmente per passione, ci piace. Quella è veramente una soddisfazione, vedere il cliente contento del prodotto che ha ottenuto. Amici di Bella Sicilia, e si conclude la giornata con questo momento, ed ora è il momento del pane punzato. Questa è mia madre, nonché, diciamo, la titolare del frantoio, che il suo nonno fondò questa azienda. Come si chiama, signora? Conte Botanina. Ma quando ha portato avanti lei personalmente questa attività? Da quanti anni? Dall'86. Un'attività ereditata? Sì, da mia mamma. Hai guardato la mamma fare questo lavoro Sì, e hai imparato? da sempre, da piccolina. Ma anche il nonno. Anche il nonno? Sì, nonno. sì. Quanti anni aveva quando è entrata per la prima volta nel frantoio? Ma ero piccolissima perché mia mamma era incinta quando hanno fatto il frantoio qua, di me. E oggi continua con la stessa passione? Sì. È bello vedere suo figlio che continua a portare avanti quest'arte, possiamo definirla così, perché essere un frantoiano è un'arte oggi. Sì, io sono orgogliosa io. Allora, qui stiamo tagliando il pane e tra poco gusteremo il pane così come si faceva una volta. Esattamente. Gente dopo che raccoglieva le olive mangiava il pane condito con l'olio, anche perché
è abbastanza nutriente dopo le grandi fatiche fatte in campagna. Provavano il piacere di mangiare una fetta di pane con l'olio. Si mangiava così, senza aggiungere nulla, solo olio? Già l'olio era un qualcosa di, diciamo, di pregiato. Infatti quando dice che l'olio cade a terra, si compra una bottiglia, la gente dice che porta male. In realtà si racconta così perché l'olio era pregiato e quindi era veramente un danno perdere questo prezioso liquido, quell'olio che alla fine è quest'oro, un oro, possiamo dire così. Diciamo che per noi è un qualcosa di molto importante, siamo molto orgogliosi di quello che facciamo, come ripeto tante volte lo facciamo per passione e per amore. Questo è il nostro oro, l'oro verde siciliano. Questo è il nostro oro siciliano, sì, il nostro vero olio. Oggi il frantoio è cambiato rispetto al passato, vero? Sì. Però l'emozione di vedere l'olio fuoriuscire è sempre la stessa. Sì, l'emozione sì, quando esce l'olio sì. E poi si corre subito per gustarlo, l'olio appena con il pane condito. Veramente la prima volta quando si fa. Ogni cultivar dà un olio diverso? Certo. Ogni cultivar dà un olio diverso, ogni cultivar dà delle caratteristiche diverse all'olio. Questo olio della Minuta ha la particolarità di avere un retrogusto amaro, una piccantezza. Infatti quando va degustato subito dà questa sensazione di carciofo che poi magari ti arricchisce il palato ed è un olio veramente importante. In base al piatto scegliamo anche l'olio? Ma sapete, scegliamo anche l'olio oggi e, tornando sempre alla nostra tipologia di olio della Minuta, è un olio che va bene un po' per tutto, va bene dal pesce, anche sui crudi, sulle carni e le zuppe. Poi abbiamo tante varietà di altri oli che possiamo utilizzare per altri tipi di cibo, quindi da una minestra possiamo usare anche un olio un po' più corposo, su una bistecca, sull'insalata. Abbiamo nella nostra area Valdemone tante cultivar che ti permettono di scegliere di poter degustare ogni piatto con una tipologia di olio diverso, cioè potremmo utilizzare 5 oli per ogni nostro pranzo o cena. Vediamo qua dei diversi tipi di olive. Che varietà sono? Qui abbiamo due varietà, abbiamo il verdello e abbiamo della Le prendiamo? Minuta. Facciamole vedere? Queste è della Minuta, sono classiche olive della nostra area, fanno parte dell'area DOP Valdemone. Questa è la Minuta, proprio Minuta Nasitana, è un'oliva molto particolare, piccolina, si trova qui nel nostro territorio, è un'oliva selvaggia, possiamo definirla così, è influenzato dal clima poi di Paroto, ha dato delle caratteristiche a quest'oliva particolarissime ed è autoctona. Le altre sono dei verdelli che sono anche diffusi nel nostro territorio, partendo da Capo Orlando, nella parte diciamo bassa, parte marina. Qui abbiamo anche altre olive di altre tipologie, ma la prevalenza è sempre sul cotto questo qua più scuro. Ovviamente sono delle Minute, ci sono anche c'è del leccino, ci sono delle olive in matura precoce, sono veramente più scure. In termini di resa, tra questa varietà e questa, quali differenze vi sono? Ma ci sono delle notevoli differenze perché l'oliva Minuta è una delle olive che rende meno, ha un prodotto di grande qualità ma ha una resa bassa che varia dal 10 al 12%, forse già in questo periodo qualcosa ha perso dopo le piogge. Poi c'è il verdello che rende, ci sono diversi tipi di verdello, rendono una percentuale più alta, come può essere poi il leccino che ha delle rese anche simili al verdello. E poi arriviamo anche a altri tipi di olive, di cultivar, come può essere nell'area qui nostra, sempre la Valdemone, c'è la Santa Cadese che ha una resa notevole, che è anche il doppio della Minuta. Vediamo noi una bottiglia di olio, ma la gente ha la consapevolezza del valore di questo prezioso frutto della terra? Sa quanti sacrifici vi sono? Ah, credo proprio di sì, perché la gente in questi anni secondo me sta tornando a raccogliere le olive perché vogliono un prodotto genuino, perché il mercato oggi forse non dà delle garanzie sul tipo di prodotto che tu puoi trovare sugli scaffali, e allora la gente sta tornando in campagna, vediamo moltissimi giovani che vengono in frantoio per molire le proprie olive
e notiamo tantissimi diciamo famiglie giovani con dei bambini piccoli dove hanno questa tendenza a raccogliere olive principalmente per i loro figli, perché ripeto oggi purtroppo non abbiamo poche tutele sul prodotto che si trova in commercio. Come riconoscere un buon olio? Ma se dobbiamo andare su un livello commerciale sicuramente il prezzo fa la qualità. Non esistono oli di qualità a 5 euro, a 4 euro, a 7 euro, che si parla ultimamente di questi prodotti, se non che siano prodotti che vengono dall'estero, prodotti di scarsa qualità, prodotti realizzati in ambienti senza nessuna norma igienica, non hanno nulla a paragonare con l'olio che produciamo nelle nostre terre e nella nostra area. Qual è l'auspicio per il futuro, il vostro sogno per il futuro della vostra azienda? Ma l'auspicio per il futuro, non soltanto per la mia azienda, è quello di convincere un po' le persone del posto, della nostra area, a collaborare e promuovere e valorizzare il prodotto, principalmente la minuta, dando il giusto riconoscimento che merita, cosa che oggi non ha e nessuno purtroppo da questo punto di vista ci sta aiutando, non è una critica, ma nessuno, diciamo, neanche dal privato comprende l'importanza del prodotto che abbiamo. Ed è stata una giornata davvero entusiasmante, vedendo da quando arrivano le olive al pane cunzato. Noi ringraziamo tutti gli amici di Bella Sicilia per aver visto il video fino alla fine. Ringraziamo la signora, il suo nome? Tannina. E Carmelo. Signor Carmelo. E allora non resta che gustare. Signora, prego. Una fetta di pane in alto con l'olio extravergine di oliva, dove ci consentirà di degustare un olio particolare, chiamiamolo olio allora messinese, nasitana, verdello, chiamiamolo come vogliamo, ma questo è l'oro verde di Sicilia. Grazie. e salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia Alla prossima. e dal prossimo video, grazie!